I lombardi, a fronte di una strepitosa stagione, tentano l'attacco al Novara per acquisire il posto più privilegiato dei play-off. Il Modena, praticamente salvo, non è ancora escluso, almeno matematicamente, dalla lotta per uno dei 4 posti per squadre che si giocheranno la terza promozione. Nei 5 precedenti in B all'Ossola i canarini emiliani non hanno mai vinto. 2 successi dei padroni di casa e 3 pareggi. Le formazioni: Varese, Sappino portiere, difesa a 4 composta da Pisano, Pesoli, Armenise e Camisa. In mezzo al terreno di gioco Corti, Frara, Carrozza e Concas. Gli attaccanti Neto Pereira ed Ebagua. Replica il Modena con Guardaben tra i bali, a presidio della retroguardia Gozzi, Perna, Giaguraga e Rullo. Centrocampisti signori Velardi e Colucci, Greco trequartista alle spalle delle punte, Stanco e Mazzarani. Arbitro della contesa Andrea Corletto di Castelfranco Veneto, oggi 16 presenze in B per lui. Collaboratori Carretta e Cini, quarto uomo Barbeno. Giornata grigia con cielo pieno di nuvole, spettatori 4.000 circa. A voi la linea. Il vantaggio del Varese con Ebagua proprio allo scadere del primo tempo. Ebagua 1-0 per il Varese. A te la linea. Sì, intanto il calcio d'angolo è stato battuto, Torino ancora in avanti, 4 giocatori in posizione di fuorigioco, protesta il pubblico, ma la realtà è questa: 43 minuti a Torino 1, Triestina 0, e a questo punto la linea va a Varese. Sì, perché ci sono 2 minuti di recupero, adesso stiamo giocando da 46 minuti, dunque ancora 1 minuto alla fine del primo tempo. Raccontiamo i fatti. Ammonito Capitan Perna del Modena, che ha fermato Neto Pereira che si era involato verso la porta avversaria. Chiedevano l'espulsione dei giocatori di casa, ma l'arbitro Corletto, decisissimo, ha estratto immediatamente il giallo. Calcio di punizione dal limite, il tiro di Armenise respinto dalla barriera. Ha ripreso Ebagua, ha prontamente tirato verso la destra della porta difesa da Guardalben, che con una paperaccia praticamente non è riuscito a trattenere il pallone, che è andato a finire in rete per l'1-0 del Varese. Ora, in queste ultime battute del primo tempo, attacca il Modena. Varese 1, Modena 0 a pochi secondi dalla fine del primo tempo, recupero compreso, linea Modena. 11° sempre Varese 1, Modena 0. Il Modena dovrebbe produrre giochi e occasioni da rete se vuole tentare di riequilibrare il risultato, ma in questa ripresa sembra poco determinata la squadra di Bergodi. Vivacchia con tutta tranquillità l'11 di casa, dopo 8 minuti cambio tra gli ospiti, fuori Stanco e dentro Pasquato. Sempre nel Modena ammonito Rullo. Modena che cerca di sfondare per linee verticali dalla sinistra del proprio versante offensivo. C'è il tentativo di Rullo, ecco Pasquato che viene però anticipato da Osugi e quindi può ripartire, anche se lentamente, il contropiede del Varese. Attenzione però, c'è Ebagua solo e gol. Ebagua solo, servito splendidamente. Il nigeriano ha raddoppiato per il Varese, dunque il contropiede, sia pur lento, ha bucato la difesa del Modena, che è apparsa a sorpresa. Ancora Ebagua, servito da Neto Pereira per il raddoppio sul primo palo, il tiro. 2-0 per il Varese sul Modena, e quando siamo arrivati all'11° e 40 secondi la linea torna al Braglia. Messo in scusa forma, ma c'è il terzo gol della Triestina con Concas, clamoroso errore di Guardalben, Concas ne ha approfittato. 3-0 per il Varese al 40°. A te la linea. Sì, d'accordo, anche perché la Triestina sta giocando qua. E dunque dicevamo di questo 3-0 rocambolesco, se vogliamo. Il pallone sembrava perduto per il Varese, con Guardalben pronto a rinviare con i piedi, ma il portiere ha passato letteralmente a Concas, che non ha dovuto far altro che accompagnare la sfera in rete per il 3-0, che di fatto chiude ormai l'incontro, quando mancano esattamente 3 minuti più recupero alla fine della partita. Varese 3, Modena 0, la linea torna a Modena. È stato l'autore della Scusami, rete. è finita Varese batte Modena 3-0. A te la linea.